i cavalli ormai sono tutti radunati dietro le macchine. Favori per il momento per Aristide Dipa, con Carlo Udorovic, con corsa comunque tutto sommato aperta. Vediamo che si stanno radunando, lo starter sta per chiamare i concorrenti. Luci accese e parte, dopo lungo tempo, l'attività all'ippodromo Arcoveggio. Ripetiamo: 1 Ace of Ars, 2 ASLL, 3 Aristide Dipa, 4 Nukrad, 5 Anipan, 6 Avicachak SM, in seconda fila 7 Antartide DVS, 8 Aspramare Ama. Cavalli sulla curva, discosto Avicachak SM. L'errore di Ace of Hearts, stacco della macchina, ASLL in vantaggio su Anipan che cerca di scavarsi il posto alla corda, ma è partita molto bene dalla seconda fila. Numero Aspramare 1 Ama. Ace of Hearts, squalificato. Riesce a sistemarsi secondo Filippo Monti con Anipan, al terzo posto è Aspramare Ama a precedere Aristide Dipa. Tanto 200 metri in 15 da parte di ASLL, la femmina di Andrea Vitaliano, con oggi in sulchi Matteo Zaccherini, tutti in fila indiana. In quinta posizione è Anuk Grad. Tanto arriviamo ai 400 in 31,8. ASLL sempre in vantaggio davanti a Danny Pan. Nessuno fa la prima mossa, sono tutti praticamente in fila indiana. La frazione della curva in 16,3 con ASLL sempre in vantaggio. Accenna ora a spostare all'esterno Monica Gradi con Anuk Grad, vediamo se troverà qualche anticipo, ma l'andatura è ancora sollecita. L'ultimo quarto è percorso in 31, andatura costante da parte della figlia di Iglesias. Sempre in seconda posizione Anni Pan su Aspramare Ama che accenna a spostare Maurizio Scala e viene via deciso al chilometro e va all'attacco di ASLL, poi anche Aristide Dipa lascia la corda, ora si accelera con ASLL che cerca di reagire all'attacco da parte di Aspramare Ama, intanto lascia la corda Anipan in anticipo su Aristide Dipa. Retta di là con Aspramare Ama che ha completato il sorpasso ed è in vantaggio nei confronti di ASLL che è in leggero cedimento, poi avanza anche il numero 5 di Anuk Grade Aristide Dipa. Anuk Grade in quarta posizione, Aristide Dipa che va all'attacco di Aspramare Ama, anzi Anipan che ha spostato dalla corda, scusate, Anipan che sembra sul punto di prevalere. Anipan si distende in vantaggio in netta d'arrivo e viene a vincere davanti a Aspramare Ama che probabilmente difende il secondo posto da Nugrad al quarto, Aristide Dipa. Quindi Anipan, Filippo Monti, il training di Francesco Virzi vengono a vincere dopo corsa in seconda posizione alla corda. Ha spostato sull'ultima curva sul battistrada Aspramare Ama che era passato in vantaggio ai 400 finali ed è venuta a vincere. La figlia di Mondiale OK alla quota di 3,55.